Ben ritrovati, eccoci subito per vedere insieme una nuova e entusiasmante partita. La partita in questione è stata giocata recentemente, un po' come tutte le partite che tendo a mostrarvi, e tra un maestro FIDE con quasi 2400 punti tedesco e il grande maestro francese Sébastien Mase con il nero. La partita è iniziata così, quindi il bianco alla prima mossa gioca cavallo F3, forse non vuole far capire le sue intenzioni al suo avversario. Solitamente in una mossa come cavallo F3 seguita da G3 potremmo interpretarle come delle mosse elastiche, magari anche mosse che possono evitare la preparazione avversaria. La partita continua così, quindi si va un po' verso la simmetria e questo è un momento importante perché se il bianco vuole impostare il doppio fianchetto dovrebbe farlo adesso oppure non potrà farlo più, perché su una mossa come alfiere G2 seguirebbe alfiere G7 e in caso di B3 probabilmente una scoperta di cavallo potrebbe dare al nero una piccola iniziativa. In partita è andata proprio così, quindi B3 la mossa per cercare di creare da bianco il doppio fianchetto e così si va verso il medio gioco. Quindi il nero ha giocato qui A5 che vi spiego con questa idea. A5 vuole cercare solitamente di prendere spazio sul lato di donna, quindi una mossa come 5 solitamente potrebbe seguire la spinta in A4 e là dove possibile questo pedone potrebbe raggiungere anche la casa 3 per ulteriormente infastidire l'alfiere di fianchetto. Gli alfieri di fianchetto tendenzialmente sono i pezzi più forti dell'apertura che stiamo giocando, quindi in questo caso il bianco dovrebbe cercare di mantenere il più possibile i due alfieri in gioco, così come il nero dovrebbe cercare di mantenere questo alfiere in gioco il più possibile. La partita prosegue, quindi su A5 che ha l'intenzione di fare A4, il bianco stesso anticipa questa mossa nero giocando lui stesso A4 per cercare di evitare che il nero riesca a prendere facilmente un vantaggio di spazio. La partita prosegue a rocco corto, alfiere G2 e a questo punto E5. E5 è una mossa molto bella da parte del nero e la cui idea è quella di provare a prendere spazio. E il fatto che il nostro avversario abbia due alfieri in fianchetto significa che uno dei due alfieri potremmo cercare di chiuderlo. Come lo chiuderemo? Magari con mossa al nero, il piano del nero potrebbe essere cercare di fare 4, quindi D5 e per ultimo C6, cercando quindi di creare questa catena pedonale abbastanza forte, abbastanza solida per murare l'alfiere del bianco. Quindi questa potrebbe essere una delle idee del nero in questo momento. Il bianco ha catturato, di fatto magari per qualcuno che potrebbe essere un po' più attento potrebbe chiaramente aver notato che questa spinta in E5 potrebbe essere un po' prematura perché effettivamente ci sono tre pezzi bianchi che la controllano e un pezzo nero che la difende, quindi questo pedone in D6 in questo momento è l'unico difensore di questa casa 5. In caso di cattura semplicemente il bianco ottiene un'ottima posizione con il cambio delle donne, quindi la cattura in E5 e allora bisogna vedere se effettivamente c'è qualcos'altro. L'idea del nero è semplice, l'idea è cercare di allungare la diagonale del proprio alfiere di case nere, quindi E5 è esattamente questa idea, e dunque cercare di togliere pezzi avversari dalla diagonale. E dopo la cattura, la mossa, il piano del nero non è altro che giocare cavallo D7. Cavallo D7, ok, la freccia è andata male, però cavallo D7 ha l'idea di fronteggiare i due alfieri tra loro, con la differenza che questo alfiere in B2 è chiaramente inchiodato, o meglio, non è difeso da nessuno e quindi di conseguenza il pedone centrale è inchiodato perché dietro di lui c'è un alfiere non difeso. La partita prosegue, quindi cavallo A3 e a questo punto pedone per E5 e la partita continua con E4 perché occhio che a volte il nero stesso continua ad avere l'idea di voler spingere in E4, quindi una mossa qualsiasi come a rocco corto, senz'altro E4 sarà una mossa da analizzare, perché in questo momento E4 potrebbe essere una possibilità perché sto attaccando un cavallo, sto attaccando l'alfiere, è vero che lui potrebbe prendere il mio alfiere ma io prenderò il cavallo e quando lui mi prenderà la torre io prenderò l'altro alfiere. Se contiamo i pezzi presenti all'interno della scacchiera dopo tutti questi cambi, probabilmente non resta di meglio al bianco che eliminare dalla scacchiera dal gioco il pedone G2, altrimenti in caso di salvataggio dell'alfiere seguirà pedone per torre con scacco a re, promozione a torre o regina e quindi chiaramente in quel caso il bianco avrebbe una posizione svantaggiosa, dunque re elimina pedone e il nero potrebbe essere soddisfatto perché raggiunta questa posizione avrebbe due pezzi per la torre che quasi sempre, per non dire sempre, sono chiaramente superiori a una torre. Tornando indietro alla partita, quindi
per evitare la minaccia nera che è questa spinta del pedone in E4, il bianco stesso decide di chiudere di togliere questa possibilità, quindi giocare lui stesso E4. Donne 7 da parte del nero, il gioco continua, donne 7 mossa di sviluppo, e vi dico anche mossa importante perché uno dei piani del nero potrebbe essere il tentativo dell'occupazione della casa D4. E adesso la domanda potrebbe essere: come ci accorgiamo che da questa posizione io da nero debba controllare la casa D4? Sembra qualcosa di molto strano da dire, da affermare, e anche molto difficile da realizzare. Diciamo che in questo tipo di posizioni il bianco, o meglio, il nero deve notare che il suo vantaggio è sul controllo della casa D4. Quindi qualora riuscisse a portare altri pezzi in quella casa, chiaramente allungherà la diagonale del proprio alfiere, aumenterà il controllo delle case nere, e quindi questo potrebbe essere diciamo un motivo per ottenere qualcosina in più, ottenere un piccolo vantaggio. È chiaro che potremmo fare questo piano, lo realizziamo anche rapidamente, magari il cavallo andrà in C6 direzione D4, però da parte sua il bianco magari cercherà di rendere questo salto sempre un po' più difficile. E tra l'altro l'ideale, dopo aver spostato la donna, potrebbe essere lasciare la casa libera alla torre, che di fatto dà un po' di fastidio alla regina bianca. Quindi io sposto la donna in E7, l'idea potrebbe essere torre D8, do fastidio indirettamente alla regina bianca, ma cosa importante, controllo anche questa casa centrale. Donna E7 è anche una mossa un po' furba, perché nell'immediato io voglio provare a guadagnare un pedone, perché questo scacco in B4 è parecchio fastidioso. È vero che se riuscissi a dare questo scacco in B4, ovviamente attaccherò il pedone centrale, che ancora potrà essere difeso magari con il cavallo che andrà in D2. Però questa magari è un'altra situazione. Bianco decide di fare la mossa più logica, più sana e più sicura quando si è ancora con il re al centro, quindi a roccare. E dunque cavallo C5 è il momento in cui inizia la manovra per l'occupazione della casa D4. Il cavallo guadagna un tempo perché immediatamente sta minacciando la cattura del pedone centrale. Il bianco porta il suo cavallo in C4, non si tira indietro perché anche lui chiaramente ha le sue idee, e anche lui potrebbe ambire allo stesso piano che proposto prima a colori invertiti, perché qui il bianco potrebbe cercare di portare lui stesso un cavallo in D5. Cavallo C6 per il nero, e donne 1 anticipando quel torre D8 fastidioso che prima o poi il nero vorrà giocare. Dunque B6. Qual è l'idea di B6? L'unico pezzo che in questo momento per il nero non ha ancora un ruolo è senz'altro quest'alfiere, e quest'alfiere avrà un futuro. Il futuro sarà cercare di saltare in A6, eliminare il cavallo C4, comunque rovinare la struttura pedonale, e chiaramente in A6 è anche una casa scomoda perché punterà la torre in F1, che in questo momento è abbastanza chiusa, senza spazio. La partita più o meno va proprio così, quindi donne 3 per togliersi, diciamo per dare spazio alla propria torre, quindi alfiere 6 e a questo punto cavallo D2. Allora direi che in questo momento i pezzi del bianco sono un po' legati tra loro, e mi spiego meglio. Diciamo che i due cavalli si difendono tra loro per evitare che il nero possa alterare la struttura pedonale, perché un alfiere per C4 obbligando magari la cattura di pedone chiaramente è una mossa abbastanza scomoda e un po' brutta da affrontare. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Il nero ha l'idea, come prima, di saltare in D4. L'idea del nero in alcune varianti potrebbe essere anche quella di fare F5, però vi dico che F5, seppur sembra una mossa affascinante, una mossa molto forte, in realtà è un piano che non va molto d'accordo con questa posizione, perché F5 è vero che prenderemo spazio al centro, però apriamo immediatamente la diagonale dell'alfiere avversario. La parte più difficile di quando giochiamo a scacchi è senz'altro quella di limitare il nostro avversario, limitare le sue idee. Dunque torre D8, torre C1, e a questo punto donne 6, va bene, vuole insistere magari nel controllo e contatto di C4, e qui il bianco già fa intuire che c'è qualcosa che non va, perché in partita, dopo aver giocato torre C1, ritorna indietro. E allora è come se in questo momento il nero avesse avuto la possibilità di fare due mosse consecutive, cosa che poi ha migliorato notevolmente la sua posizione. Finalmente arriva il cavallo in D4. Questo cavallo in D4 l'abbiamo annunciato tante mosse fa, ed effettivamente arriva in gioco.
È vero che si potrebbe eliminare immediatamente, però dopo pedone per o comunque anche torre per, diciamo che il gioco del nero è sempre comodo perché il nero occuperà con le due torri, poi eventualmente chissà, forse metterà anche la donna, comunque avrà un controllo totale della colonna D, l'unica colonna aperta in questo momento, e allora il nero otterrà comunque un'ottima posizione. E come dicevo prima, il bianco ci ripensa, quindi prima aveva fatto torre C1, poi adesso in questo istante mette la torre in C1, però è l'altra, e allora al nero non resta altro che provare a prendere ulteriore spazio. Allora, analizzando nuovamente questa posizione nello specifico, vediamo che comunque sul lato di donna i pezzi del nero comunque sono abbastanza armonici, perché comunque questo cavallo in D4 difficilmente potrà essere eliminato dalla scacchiera, e chiaramente questo alfiere è abbastanza forte perché in coordinazione con la donna già danno uno sguardo sul C4. Servirà a creare qualche altra debolezza, e allora a questo punto il nero decide di spingere il pedone H per indebolire ulteriormente la posizione. Alfiere F1 sembra una mossa logica, e qui una mossa molto profonda, perché H4 sembra spontanea per indebolire la posizione, ma il nero gioca H7. Perché H7? Intanto questa mossa la potremmo anche interpretare come una mossa di attesa per cercare di capire cosa voglia fare il bianco, ma la sua reale idea, che poi è anche l'inizio di questo piano, quindi tornando qualche mossa indietro, l'inizio del piano con H5, in realtà è quello di giocare H7 perché sosterrà l'alfiere che via H6 creerà abbastanza problemi. Infatti la partita va proprio così, donne 1 per evitare che alfiere H6 guadagni un tempo, alfiere H6 comunque, qui il bianco diciamo soffre il suo spazio e la partita prosegue, quindi la partita va effettivamente così. Al nero non resta altro che raddoppiare le torri, e ci sarà un momento, e questo momento è molto vicino, in cui la posizione crolla. E la posizione crolla proprio adesso, perché adesso nel momento in cui la donna si sposta e il bianco subirà la forte iniziativa del nero sulla colonna D, arriva la tattica. Il momento tattico potrebbe venire in mente perché c'è un cavallo in D2 che non è difeso da nessuno, quindi diciamo una di quelle solite domande, cerchiamo di valorizzare il pezzo indifeso, e potrebbe aiutarci. Effettivamente questo cavallo D2 non è difeso da nessuno, e il colpo tattico che fa vincere il nero è semplicemente questo: eliminare il pezzo in E3, e a questo punto, data che si è aperta la traversa, dopo cavallo per C2 il bianco decide di arrendersi. Perché si arrende? Chiaramente dopo la cattura in C2 seguirà torre cattura, e ovviamente qua c'è poco da fare, perché dopo un eventuale cambio seguirà il cambio delle donne e la conquista dell'alfiere. Oppure il nero potrebbe anche giocare per provare a dare matto. In che modo? Coordinando magari la donna con la torre sulla seconda traversa. Allora, questa è una partita chiaramente molto strategica, non sono tantissime mosse, e questo vi fa capire come magari la conduzione strategica di una partita non obbligatoriamente crea situazioni con tante mosse. Quindi il fatto di giocare in modo strategico non vuol dire di giocare in modo lento, ma vuol dire di essere in grado di limitare le opportunità del nostro avversario. Dunque questa è la partita. A5 sostenevo che aveva l'idea di fare A4, quindi prendere spazio sul lato di donna, e a questo punto la mossa molto bella per il nero, che cerca sin dall'inizio di prendere un po' di iniziativa con i 5. Dopo la cattura segue cavallo D7 mettendo a contatto i due alfieri tra loro, quindi cavallo A3, e a questo punto il gioco proseguito in questo modo. Donna E7 vuole lasciare la colonna libera alla torre, quindi un torre D8 è lì nell'aria, e cavallo C5 guadagna un tempo, e a questo punto il piano del nero, quello annunciato, che poi è anche quello che si è verificato in partita, è cercare di manovrare per occupare la casa D4. Il controllo su D4 chiaramente aiuterà il nero nel suo piano, quindi diciamo che il nero fin da adesso non ha creato nulla di così complesso, di così complicato. Chiaramente sono tante informazioni strategiche che poi messe insieme hanno creato qualcosa di più grande. La partita continua con donne 6 e la posizione è un po' viziata da questa incertezza del bianco, perché prima gioca la torre in C1, poi torna indietro, a questo punto poi mette l'altro in C1. Ok, si può intuire che c'è qualcosa che non vada. E poi il colpo di grazia, diciamo la conclusione finale per far vincere il nero, avviene con la spinta del pedone H. Il pedone H va in avanti, a questo punto re H7, alfiere H6, e diciamo mettono a nudo le debolezze
del bianco che si ritrova con un cavallo in D2 inchiodato, una parvenza di attacco lungo la diagonale bianca. Qui il bianco sta sicuramente peggio, e dopo queste semplificazioni al nero non resta altro che raddoppiare le torri finché si creerà il coppo tattico. Con il raddoppio delle torri chiaramente si punta al cavallo in D2 ed effettivamente poi la partita effettivamente prende questa piega, e dopo cavallo per C2 il giocatore con il bianco decide di arrendersi. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!